Ad un anno dalla mareggiata, qual è il report di Confesercenti per quanto riguarda le imprese che sono state colpite dall'evento? Diciamo chiaramente che più che il report di Confesercenti è un report a livello regionale. Diciamo che sono stati stanziati da parte dello Stato qualcosa come 102 milioni di euro per i danni della mareggiata in tutto il territorio ligure, dei quali 73 milioni e spiccioli sono destinati alle piccole e medie imprese, balneari e liberi professionisti, quindi questo è già un vantaggio. La cosa che devo dire e che è importante è che tutti, indipendentemente dalle categorie di appartenenza, che comunque in questo caso si sono adoperate insieme per poter far avere risarcimenti, modelli AE, tutto quanto, tutti gli operatori del settore si sono ripresi completamente e hanno ripreso l'attività, quindi a distanza di un anno, con le proprie forze, con mutui personali, con prestiti, con finanziamenti fatti sulle proprie gambe, sono riusciti a rialzarsi e la stagione è ripartita. Un ringraziamento particolare va al fatto che siano stati tolti i canoni demaniali per gli stabilimenti balneari fino a 5 anni, quindi questo ha dato una grossa mano perché sicuramente pur essendosi autotassati per riaprire l'attività, avendo questo onere in meno da pagare sicuramente è stato un vantaggio grosso. Comunque questi soldi sono arrivati, adesso con tutte chiaramente le lungaggini burocratiche del nostro bel paese riusciranno comunque a avere, chi ha fatto domanda nei tempi giusti e nei modi, e sono quasi tutti, riuscirà a avere il suo risarcimento.